Sarà la Sicilia una delle principali mete turistiche di scelta degli italiani tra fine luglio ed il mese di agosto e saranno circa 2 milioni i visitatori che faranno tappa in Sicilia soggiornando nelle strutture alberghiere isolane. Un sondaggio ritenuto molto affidabile, condotto da SVG per conto di Assoturismo Confesercenti, conferma che l'isola sarà la seconda regione italiana più gettonata tra i 21,5 milioni di italiani che si concederanno un viaggio. Se poco più di un terzo sceglierà l'estero, il 15% tra quelli che resteranno in Italia sceglierà la Sicilia, meglio di noi solo la Puglia. Il soggiorno previsto sarà di oltre 10 giorni, con una spesa media di circa 786 euro. Una delle motivazioni è il nostro mare, cristallino e limpido, e dai dati del sondaggio sembra proprio che una parte degli italiani sceglierà di stare sotto l'ombrellone a godersi le ferie. Secondo le stime del CNA, Confederazione Nazionale Artigiani, la Sicilia è la sesta regione a spartirsi la torta dei 206 milioni di turisti che visitano l'Italia e generano 38 miliardi di fatturato. Il Veneto risulta in cima alla classifica e precede la Sicilia solamente la Toscana, l'Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio. Ci auguriamo che tutto ciò produca ricchezza ai siciliani ed economia agli operatori turistici, all'intero settore, grazie al patrimonio di ricchezze possedute nell'isola e soprattutto nella nostra provincia.